E di Piazza Affari. Siamo agli appuntamenti politici, venerdì denso appunto e ricco, un'agenda che ci racconta Paola Motta in diretta, Consiglio dei Ministri in primis. Paola. Sì, buongiorno, politica interna in primo piano con le trattative che continuano in vista della verifica di fine mese sulla tenuta della maggioranza e anche politica estera con le relazioni transatlantiche e il ruolo dell'Italia nella NATO. Ecco qui il primo impegno che vi segnaliamo con la visita del segretario generale della NATO Rasmussen qui a Roma. Bene, inizia alle ore 10 a Palazzo De Carolis in un incontro organizzato dall'ASPEN Institute e poi alle 11 incontrerà invece al Quirinale il capo dello Stato napolitano. Alle 13:30 sarà a Palazzo Chigi con il capo del governo Berlusconi e poi alle 16 il segretario della NATO passerà al Ministero degli Esteri in un incontro con Frattini. Come dicevi tu Federica, alle 10 a Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, sul tavolo il decreto su Roma Capitale. E poi passiamo a una festa nazionale, la quinta festa nazionale dell'Italia dei Valori a Vasto con, e lo potete vedere, alle 11 la relazione di Antonio Di Pietro. E poi sempre impegni di segretari di partito, quelli del segretario del PD Bersani. Alle 11 sarà a Trieste, alle 17 invece si sposta a Ferrara a una festa, alla festa nazionale del Partito Socialista. E poi a Taormina, Villa Comunale, ore 16:30, apertura della festa nazionale della destra. Ultimo appuntamento che vi segnaliamo a Venezia, a Palazzo Ca' Corner, alle ore 11 prende il via la terza edizione del Forum dei Giovani Imprenditori. Saranno presenti Tremonti, Brunetta, Ronchi, Bonanni e la Finacchiaro, presidente dei senatori del PD. A te Federica. Paola, allora seguiremo gli appuntamenti naturalmente della giornata come ogni giorno qui su Sky TG24. Un passo indietro.